Il traffico per fortuna è tornato quasi completamente ai livelli pre-pandemia e dunque come ogni anno predisponiamo a quello che è il potenziamento dei nostri mezzi usuali. Concessioni Autostradali Venete ha preparato il piano per fronteggiare al meglio l'esodo estivo, potenziando l'organico con personale proveniente da ditte specializzate, l'informazione tempestiva e la risoluzione rapida delle emergenze. La rapidità in ogni singolo intervento, quindi nel caso di incidente o comunque di evento che crei qualche problema, la presegnalazione immediata di quello che sta accadendo per far sì di poter predisporre il rinvio del flusso del traffico o sulla 4 o sulla 57 o sulla 27 a seconda di quello che possa servire. Nell'area di servizio di Arino Est lungo la A4, grazie alla Croce Rossa di Venezia, è stato anche predisposto un presidio sanitario fisso con ambulanza e inoltre Nelle notti particolarmente calde, quindi quelle che vanno credo dal 5 luglio fino ad agosto, per tutto agosto, sabati e domeniche da mezzanotte alle 5 di mattina, chi si ferma ai nostri autogrill avrà il caffè offerto. Perché lo facciamo? Perché una piccola pausa in una situazione così di sonnolenza, di stanchezza per un lungo viaggio eccetera, in realtà può aiutare moltissimo a prendere aria, a riprendere il controllo e quindi ad evitare incidenti. difficilmente ci saranno giornate da bollino nero, conclude la Presidente, perché le persone hanno imparato a partire in modo intelligente, evitando di scegliere le date considerate clou.